Amalia finisce in carcere, dopo che il commissario ha scoperto tutta la verità ed Ines può finalmente vivere il suo amore con Bosco. I genitori del piccolo Beltran sono sempre insieme, ed Ines ha un momento di svenimento, che fa preoccupare i suoi familiari. Infatti viene chiamato subito un medico. Il medico rassicura i parenti della donna, dicendo che questo malore può essere dovuto al fatto che Ines è incinta e questa notizia non può che rendere contento Bosco. Inoltre il padre di Bertrand si congratula con la sorella Aurora, che ritiene una presenza irrinunciabile, in quanto è la stessa donna che ha fatto scagionare Ines. Intanto vediamo la matrona Francisca Montenegro in una veste completamente diversa. Infatti Severo, il suo rivale, la umilia. La donna è infatti diventata una sguattera. Grandi difficoltà economiche getteranno la donna in condizioni pietose, sarà lei ad essere ridotta una serva.